È iniziata ufficialmente questa adunata a Biella, partecipata. Direi molto partecipata, se il buongiorno si vede dal mattino, nonostante la pioggia, veramente tanta gente presente, sia all'alzabandiera, sia qui all'onore ai caduti, sia durante la sfilata del trasferimento. Io credo che Biella ha dimostrato tutto il suo affetto agli alpini, gli alpini voglio dire che già da oggi stanno contraccambiando veramente alla grande. Sarà una grande bella adunata, condivisa, fatta in amicizia, con quel segno di speranza che noi abbiamo lanciato per questa adunata. Comandante, allora una adunata che è sì dell'Associazione Nazionale Alpini ma anche dell'Esercito Italiano, delle truppe alpine, e tanti sono coloro che sono tesserati anche all'interno dell'associazione. Sì, sono in crescita perché ci accorgiamo quale sia il valore aggiunto, quale sia la bellezza di essere non solo alpini in armi ma anche socio dell'associazione. L'Associazione Nazionale degli Alpini è per noi fonte di gioia, di allegria, ma anche sono custodi dei nostri valori, ci ricordano da dove veniamo, ci ricordano qual è la nostra eredità, la nostra storia, quindi questa adunata è anche il modo per insaldare questi legami tra l'Associazione Nazionale Alpini, tra alpini che hanno servito con noi, insieme a noi, alpini in armi tanti anni fa, e per ricordarci quanto è bello portare il cappello con la penna. Le celebrazioni di questa mattina sono state protagoniste con il ricordo. Sì, certo, il ricordo dei nostri caduti, il ricordo del loro sacrificio, il ricordo del loro esempio è per noi monito a superare gli ostacoli di ogni giorno per poterli eguagliare, per poter prestare un servizio che sia almeno paragonabile a quello che loro hanno offerto alla nostra patria, alla nostra Italia. Presidente, con l'alzabandiera ha preso il via ufficialmente questa attesa, desiderata, sognata adunata. Beh certo, quello che era il sogno che si era trasformato in realtà con l'assegnazione a Gorizia all'adunata di Biella, adesso veramente ci siamo svegliati con l'alzabandiera e l'adunata la volevamo e adesso siamo certi che sarà a Biella. L'abbiamo vista con gli occhi lucidi sfilare tra due ali di folla dei suoi cittadini. Beh, diciamo che la tensione nervosa che ci ha supportato nell'organizzazione oggi si è trasformata in commozione e emozione, ma questo, permettete, era inevitabile. Due messaggi, uno per gli alpini che sono presenti qui a Biella e uno per gli alpini che invece sono rimasti a casa e che attraverso la comunicazione, le TV, le radio seguono l'evento. Beh, per gli alpini benvenuti a Biella, per tutti quelli che ci seguiranno da casa comunque l'importante è essere a Biella con il cuore.